Oltre 50 controlli hanno portato al sequestro di 11 tonnellate di prodotti ittici e a 21 sanzioni amministrative per un totale di circa 30.000 euro. È il bilancio dell'operazione Calypso a contrasto della pesca illegale e a controllo del commercio di prodotti ittici lungo l'intera filiera, che ha visto impegnati militari e motovedette della Guardia Costiera del Veneto, coordinate dal reparto operativo della Direzione Marittima di Venezia. Nel Rodigino è stato fermato un autoarticolato con 8 tonnellate e mezzo di sardine prive di etichettatura e indicazioni di tracciabilità. A Bolzano, in uno stabilimento all'ingrosso, sono stati sequestrati 1.600 kg di prodotti ittici pronti per essere immessi sul mercato nazionale con il termine minimo di conservazione superato. In un motopeschereccio per la pesca delle vongole si è scoperto un pescaggio che superava di 400 kg la quantità consentita. Le ispezioni condotte a terra hanno riguardato anche gli esercizi di ristorazione e le pescherie di supermercati. Su 9 ristoranti controllati sono state elevate 10 sanzioni amministrative con sequestro di 3 quintali di prodotti ittici.